Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto da mascherina, oggi parleremo delle zone di comfort e non intendo i sedili delle auto o il salotto di casa propria, ma intendo proprio la zona di comfort che ci siamo costruiti dentro di noi, che perpetuiamo tutti i giorni. Ma prima di iniziare questa micro pillola vi chiedo gentilmente, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegarda del vostro Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri fantastici gruppi di Facebook e nel canale di Telegram, dove ogni lunedì sera alle 20:30 teniamo un percorso di esoterismo. L'entrata chiaramente è gratuita, vi potete iscrivere tramite il link qui sotto in descrizione. Bene, iniziamo a parlare di queste zone di comfort che noi ci creiamo col tempo, adagio, crescendo nell'età e perpetuando le cose che noi ogni giorno facciamo. Questa cosa in un certo senso ci crea una corazza, uno scudo e se le cose vanno bene, come si suol dire, si dice squadra che vince non si cambia. Comunque purtroppo capita che alcune volte succedono degli imprevisti nella vita, tipo cambiamento di lavoro o si incontra una persona affascinante oppure ci rubano una macchina, un incidente, insomma succede qualcosa nella vita che spacca questa zona di comfort e ci fa capire che alcune volte noi forse abbiamo dormito per anni, decenni e forse alcune volte prima dell'ultimo respiro anche per tutta la vita. Perché, come diceva Osho, ci sono persone che vivono solo un giorno perché il giorno dopo perpetuano il giorno prima. Quindi il vostro Marietto Veneziano, pensando a questa cosa, ha sempre visto nel circuito radionico per tagliare le energie negative e rimettere quelle positive una piccola chiave per poter scappare da queste zone di comfort che non sono altro che delle vittorie di Pirro. In altre parole, quando noi ci sediamo e pensiamo di aver raggiunto la meta, anche se magari la nostra meta era un buon conto in banca o una buona situazione stabile, diciamo a livello sentimentale, a un certo punto noi ci rendiamo conto che questa cosa col tempo poi incancrenisce perché non c'è un flusso di energia. Questo non vuol dire che sono contro i matrimoni fissi, anzi, però voglio dire che purtroppo alcune volte queste zone di comfort che magari ci fanno sposare una persona perché è un buon partito o per il semplice fatto che non trovavamo niente in giro e ci siamo messi dentro una zona di comfort, poi alla lunga andare, quando apriamo gli occhi, ci rendiamo conto che abbiamo fatto un autogol. Quindi ci sono dei, come si dice, correttivi che possono essere sia presi nella radionica, no? Nella radionica dove io ho dato dei piccoli circuiti dove possono tagliare questi legami perniciosi e negativi, dove potete scaricare nel sito del capitano.altervista.org oppure nei gruppi di Facebook, oppure potete tranquillamente chiedere al Dagarda, al vostro maestro veneziano, di fare dei riti operativi propiziatori, così che possono attivare delle energie, circoli virtuosi nuovi che possono dare una nuova spinta a queste zone di comfort che inizialmente sembrava comfort, ma poi alle distanze si sono rivelati delle macchine crionicizzanti, praticamente vi hanno cristallizzato e quando praticamente vi rendete conto di questa situazione la cosa diventa complicata a spaccarla. Questo però, come intendo dire, come rito operativo propiziatorio, non si intende che se uno va bene deve spaccare il sistema in cui sta andando bene e per cercare di andare male. Intendo dire che ci sono alcune zone di comfort che sembra agli occhi di una persona statica una benedizione, ma visti da fuori sono proprio delle praticamente cristallizzazioni di quelle persone che continuano a perpetuare tutti i giorni la stessa identica cosa e pensano di vivere, ma nella realtà, come dice Osho, quelle persone vivono un giorno solo tutta la vita, praticamente continuano a perpetuare le stesse identiche cose
avevano fatto il giorno prima, il giorno prima ancora, il giorno prima ancora, il giorno prima ancora. Sono delle persone meccaniche e non sono delle persone creative, e quindi praticamente la prossima volta che tornano giù dovranno di nuovo rifarsi il karma per cercare di scoprire qual era la loro strada. Quindi, come vi ho detto, nel sito del capitano.altervista.org e anche nei gruppi di Facebook ci sono questi circuiti che aiutano un attimino a uscire da queste zone di comfort, che effettivamente per una persona semplice che non ha grandi ambizioni potrebbero essere l'apoteosi della vita, ma per una persona che è nel risveglio o nella via nel cammino, o diciamola tutta, è un cabalista che deve ritornare alla Keter, praticamente ha bisogno di piccoli puntelli, di piccoli aiuti, di piccole scale che lo aiutino a uscire da questo perpetuarsi sempre nella stessa posizione. Praticamente è un mezzo per poter scappare da questa prigione mentale, da queste egregore. E se non sapete cosa sono le egregore, ho già fatto delle piccole pillole nei giorni scorsi in cui potete andare tranquillamente a vedere e ascoltare questi piccoli consigli sulle egregore. Bene cari amici, il vostro Marietto ha finito qui, questa piccola pillola molto veloce, vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legale Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove ogni lunedì sera alle 20:30 teniamo un percorso esoterico gratuito. Eventualmente, anche se vi scappa un super like, è sempre ben accetto. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!